E dopo una lunga assenza, bentornati nella rubrica E-Coffee. Finalmente la sessione è finita e posso riprendere questa serie di video. Mi mancava tantissimo. Sigla! E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi parlerò di una notizia finanziaria che è passata un pochino in sordina a causa del continuo bombardamento sulle notizie di questo virus. Ora, c'è chi mi ha accusato di lucrare su questa pandemia, tra molte virgolette, perché ancora non lo è. No, io non ho un canale monetizzato, il mio fine non è quello del lucro in questo momento, il mio fine è divulgare l'economia e quindi quello di oggi sarà sì un argomento collegato a questo virus, ma non parlerà direttamente di questo virus. La notizia in questione riguarda la Banca Mondiale, che è un'istituzione che opera a livello internazionale. Nel 2017 la Banca Mondiale ha emesso delle obbligazioni molto particolari perché si chiamano Catastrophe Bonds. Ora io per comodità le chiamerò Cat Bond, esattamente come Catwoman. Per quale motivo si chiamano Catastrophe Bond? Per il semplice motivo che sono legate a doppio filo ad una catastrofe. In modo particolare queste obbligazioni hanno un tasso di interesse sensibilmente più alto della media del mercato perché sono sensibilmente più rischiose. E questo perché il rimborso del nostro capitale è subordinato all'accadere di un certo evento. In sostanza la Banca Mondiale le sta emettendo, ma sul contratto ti dice ti rimborsiamo se e solo se non si verifica questa determinata condizione che tu hai accettato nel contratto. E ora capite perché queste obbligazioni sono particolarmente rischiose. Riguardo le obbligazioni tradizionali, io ho già fatto un video che vi lascio qui in alto a destra, ma riassumendo, io sono il debitore, quindi sono la persona che emette le obbligazioni. Altre persone comprano queste obbligazioni e quindi mi finanziano. Io a questo punto ho dei soldi che a scadenza dovrò ridare con degli interessi. Più o meno l'unico rischio, o comunque il maggiore rischio, è il rischio di credito, cioè che io, persona che ha preso i soldi, fallisca e non sia più in grado di adempiere alle mie obbligazioni. I cat bond invece sono una tipologia completamente diversa di obbligazioni. Il rischio principale è quello che il capitale non venga rimborsato perché scatta una delle clausole del contratto, ad esempio quella del verificarsi di una catastrofe. Attenzione quindi a capire bene questo concetto. Io che ho prestato dei soldi vengo rimborsato se e solo se la catastrofe non si verifica. Nel momento in cui si verifica, io ho perso tutto il mio capitale. Sapete quindi che cosa rappresentano queste obbligazioni? Una sorta di assicurazione per chi le emette, perché teme delle conseguenze negative di un evento. Per fare un po' più di chiarezza adesso faremo un esempio. Io ho la mia classica azienda di grissini di tutti quanti gli esempi. Per produrre i miei grissini faccio io stesso la farina di mais e quindi coltivo io il mais. Le mie piantagioni di mais tuttavia sono sulla costa e quindi nel caso in cui avvenga uno tsunami tutto il mio raccolto viene perso. Io emetto quindi delle obbligazioni per assicurarmi del fatto che se avviene uno tsunami non dovrò rimborsare questi soldi. Quindi le persone che stanno comprando da me queste obbligazioni hanno la clausola che se lo tsunami accade, quindi succede che ci sia uno tsunami che coinvolge le mie piantagioni di mais, a quel punto le persone che mi hanno prestato dei soldi non vedranno più un centesimo. Dall'altro lato ci sono io, azienda di grissini, che ho emesso obbligazioni per 200 milioni di euro e quei soldi non li dovrò rimborsare e mi serviranno per tappare le perdite del fatto di non avere più mais, dato che lo tsunami se l'è portato via. Ma torniamo alla nostra notizia di oggi. Nel 2017 abbiamo capito che la Banca Mondiale ha emesso dei cat bond. Queste obbligazioni erano finalizzate alla realizzazione di un progetto che si chiama Pandemic Emergency Financing Facility. È un progetto volto a dare degli aiuti umanitari alle zone colpite da pandemie. Complessivamente aveva emesso queste obbligazioni per un valore di 425 milioni di dollari, con scadenza a luglio di quest'anno, quindi tra poco. E queste obbligazioni erano state emesse in due tranche diverse. La prima era un filo meno rischiosa e quindi offriva un tasso di interesse del 6,9%. La seconda invece era decisamente più rischiosa, quindi un tasso di interesse dell'11,5%. La clausola era il verificarsi di un evento pandemico. In particolare la prima, quella meno rischiosa, prevedeva che non venissero rimborsati i capitali se succedeva che 2500 persone fossero morte per una pandemia nel paese epicentro di questa pandemia,
mentre almeno 30 persone dovevano morire in un altro paese. Lo so, è abbastanza macabro. In quella più rischiosa, ovviamente, questi numeri sono molto più bassi. Ora, per chi se lo stesse chiedendo, questa clausola è scattata. Ufficialmente, però, ancora non si è detto che non verranno rimborsate le persone che hanno acquistato queste obbligazioni. Le cose positive, se così vogliamo definirle, sono che la Banca Mondiale non ha venduto queste obbligazioni a clienti retail, quindi a piccoli investitori, ma a investitori istituzionali. Quindi quei 425 milioni di dollari sono stati presi da investitori istituzionali e verranno utilizzati per progetti legati alla salute, almeno sulla carta. Inutile dire che le considerazioni su un piano etico di questa faccenda sono pressoché infinite e non nego e non nascondo la mia perplessità nel legare il destino di così tanti soldi al destino di vite umane. Se si crea un collegamento tra la morte delle persone e i soldi, c'è qualcosa che non va. Ora capiamoci, io non sono apertamente contro i cat bond. Esistono tipologie di cat bond assolutamente sensate che tutelano le aziende da eventi catastrofici naturali. Sono strumenti finanziari molto furbi da un punto di vista. Crearne però di legate alla morte non so quanto sia una buona idea, anche perché, e non li biasimo, molte persone potrebbero iniziare a fare pensieri un po' complottisti, tipo la Banca Mondiale ha creato questo virus in laboratorio per diffonderlo così non doveva restituire questi soldi, cose del genere. Non è una buona idea. Io voglio credere che dietro questo tipo di obbligazioni ci sia un intento comunque nobile, perché questi soldi saranno destinati alla prevenzione delle prossime pandemie. Tuttavia, creare il germe del dubbio nelle persone, insinuarlo nel loro cervello, non è esattamente furbo, perché rovini la tua immagine e rendi paranoiche le altre persone. Il fatto è che non tutte le cose sono fatte per fare del male agli altri e per speculare sulla vita delle persone. Per concludere questo video vi invito a riflettere su questo argomento, soprattutto in questo periodo nel quale chiunque dà la propria opinione, anche senza saperne più di tanto, anche senza essersi informato come si deve, e quindi dà un pochino aria alla bocca. Detto questo, vi sto per lasciare, ma prima c'è una curiosità economica. Sapevate che la regina Elisabetta II ha il record mondiale per essere apparsa su più valute in tutta la storia dell'umanità? Il suo ritratto è stampato sulla moneta di più di 30 paesi diversi. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto io vi invito come sempre a mettere mi piace, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e soprattutto come sempre appariranno dei riquadri con gli altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.